La Ungheria è chiata il Friul Vignesi e Giulie. L'ent Friuli in Talmon, su impuls dal Fogolar Furlan di Budapest, con a chiaf Marco Moroldo, ha promovu dai 3 ai 5 di lui la organizzazione di iniziative dal titolo La Ungheria è chiata il Friul Vignesi e Giulie, cui fins di rinforciare i rapporti istituzionali, turistici, economici e culturali tra la nostra regione, la Ungheria e i corregionali residenti sul Poest, di celebrare i 50 anni de bande musicali di Reane dal Royale e di inviare un percorso di zimulamento tra i comuni di Udin e Skekensfjärvar. Ho voluto condividere con il Fogolar Furlan di Budapest e dell'Ungheria queste iniziative, far conoscere il Friuli all'Ungheria, perché riteniamo importante che in queste terre che sono legate al Friuli, di storie, sono legate di migrazione, e anche voi legate di una presenza furlane importante, e sedi organizzate un evento come che sono stati fatti in due disca. Grazie al contributo della regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo potuto portare con noi la banda musicale di Reane, fare esibire l'Istituto Italiano di Cultura, segnando quindi questo leam sulla cultura, ma non solo, insegnando che leam che è tra le comunità, se queste opportunità che vengono poi, e sono qui, se sono rapporti, se sono collaborazioni che vengono rinforzate e vengono rinforzate anche, come infatti le giornate di voi, con la comunità di Udin, che si lea a Segervase, che è una città importante, messa in Budapest, e che col gemellaggio che hanno annunciato e può dare anche più forza, anche più valore a quel che è un nuovo rapport fra Ungheria e Friuli Venezia Giulia e Friuli in particolare con il nostro Fogolar in primis. E come sei qui con Marco Moroldo, che è il presidente del Fogolar Furlan di Budapest e che nos conta queste presenze dai Furlans che è così importante. Sì, mandi a tutti. In effetti l'Ungheria è sempre stata terra di migrazione furlane. Tutta è iniziata fin dal 1800 e che vi invoto un gruppo di maestranze italiani e furlani che sono venuti a costruire la città di Budapest, hanno costruito le ferrovie, hanno fatto i lavori di boscador, specie di Chiarniei, e quindi è sempre stata una comunità furlane qui in Ungheria. Se non pensi che ad esempio il salam ungherese famoso che in Ungheria è comunque una roba che è arrivata da noi e è stata portata da famosi furlani qui. Noi continuiamo a avere furlani qui in Ungheria, chiaramente la migrazione è diversa di che era fin dagli anni passati, come una migrazione di studiate, di imprenditori, eccetera. Non vi infatti il Fogolar Furlan dal 2006, quindi il prossimo pan festeggiaremo i primi 20 anni che è Fogolar e quindi continueremo come vi infatti queste due dies qui molto importante perché nos ha dato lustro qui in Ungheria, continueremo e anche il prossimo pan pensiamo di fare qualche azione, qualche manifestazione qui in Ungheria. Grazie. Alle dut par voi, gnovi sal da appuntamento a domani, mandi e buine serate.